Ciao a tutti Pederoli, eccoci finalmente a fare una nuova campagna, quella che avevo poi promesso con Shogun 2 Fall of the Samurai. Allora, volevo avvisarvi che questa campagna sarà una campagna interattiva per voi, nel senso che avevo già detto io nei primi annunci che avrei fatto questo genere di cose. Questa mi sembra una buona occasione per partire, quindi direi che comunque metto già ai voti una prima, diciamo, una prima scelta, ovvero diciamo, la parte con cui cominciare, o dalla parte dello shogunato o dalla parte degli imperiali. Ovviamente lo shogunato sono i ribelli, gli imperiali sono quelli sotto l'imperatore, dalla parte dell'imperatore, ovvio, come dice la parola imperiale, appunto. Per cui andiamo a analizzare un attimo le situazioni prima di porvi comunque una scelta. Se io dovessi cominciare dalla parte dello shogunato, andiamo a vedere, abbiamo gli Yosai, praticamente sono stanziati qui e strategicamente è una buonissima posizione perché non hai praticamente truppe, cioè non hai praticamente clan che ti rompono le balle nei tuoi confini, insomma, tu parti e vieni su rastrellando praticamente piano piano. E poi qui vicino dopo c'hai gli altri tuoi clan amici, che sono gli altri clan nella parte dello shogunato. Quindi questo qui infatti mi dà come sfida iniziale facile. Ah, vi avviso che la campagna la farò alla difficoltà normale, perché essendo la prima volta che la faccio non mi va di fare subito, diciamo, lo sboccione, anche perché non penso di riuscire a completarla, se la faccio a difficoltà molto alte. Poi abbiamo gli Aizu, che mi dà come sfida iniziale difficile, perché presumo che nei confini qua e qua hai molti clan avversari che non vedono l'ora di conquistare, di ampliare i loro confini, per cui dovrai guardarti attorno a diversi avversari, presumo. Per cui io penso che comunque, adesso vediamo che l'ultimo, che mi dà sfida iniziale normale, e infatti è un clan che praticamente ha un lato ben coperto dalla costa, questo infatti mi dà difficoltà né troppo facile né troppo difficile, perché comunque presumo che abbia tra una regione qui che è alleata, che sarebbero gli Aizu, e queste altre regioni saranno più facili da conquistare. Per cui presumo che se doveste scegliere lo shogunato, io partirei dagli Aizu, perché comunque secondo me renderebbero una bella campagna da vedere. Andiamo invece a vedere come sono messi gli imperiali. Abbiamo i Satsuma, che praticamente partono da dove partivano gli Shimazu nella vecchia campagna, è una buona posizione, infatti mi dà come sfida iniziale facile, è una buona posizione perché sei tutta bella circondato dalle acque, per cui vai su rastrellando piano piano province ed hai sempre i confini ben parati. Poi abbiamo invece i Tosa, che praticamente partono da dove partivano i Tsukabe nella vecchia campagna, quindi anche qui presumo che tu ti conquisti la tua bella isolotta e poi dopo ti scegli tu dove andare a sbarcare per andare avanti a conquistare. Poi abbiamo i Chosu, che praticamente stanno qui tra la penisola e diciamo tutto il resto della terraferma. Praticamente qui avrai una situazione né troppo facile né troppo difficile, perché comunque sarai circondato da altri clan nemici e presumo che comunque sia un pochettino più difficoltoso andare avanti. Andiamo a vedere l'ultima che dovrebbe essere quello più difficile, come clan di partenza, infatti abbiamo i Tsu, che praticamente stanno proprio qui nel mezzo e sarai circondato da nemici, dovrai stare molto attento, per cui infatti mi dà come sfida iniziale difficile. Io penso che qui, se doveste scegliere gli imperiali, di andare avanti con i Chosu, in modo tale da creare anche qui una campagna bella, bella decorosa da vedere. Per cui niente, a voi la scelta se partire dalla parte dello shogunato o se partire dalla parte degli imperiali. Avrete una settimana di tempo, nella descrizione metterò tutti i dati che vi servono e metterò anche proprio l'ora e il giorno di scadenza. Quindi più commenti ho, più pareri ho e meglio è, insomma. Adesso speriamo che come cosa cresca bene e che sia una buona iniziativa e che a voi vi piaccia. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti Piaderoli. Ok. Allora, adesso spero che li abbiano finiti. Ne ho già seccati tra gli eserciti, porca boia. E qua Ecco, intanto comincia a impostare le costruzioni, perché intanto che fa l'altro giocatore può cominciare a impostare, diciamo, le costruzioni. Ovviamente non le dirò perché siamo iniziati insieme, quindi non è che posso dirgli, "Ah, adesso certo. alzo la fortezza per farmi più slot, più truppe, più tutto, cioè sei un coglione."
adesso che comincia lo scontro finale. Cerco di attirarlo qui vicino dove c'è le torrette, lui abbocca e comincia lo scontro fra i nostri due ragazzi. Ok, così almeno si vedono blu e rosso. E io ho aperto tutte praticamente le truppe aeree e adesso seguo anche tutto il resto. Dopo le driadi vanno giù come niente perché tra corpo a corpo e gargoyle sennò muoiono subito. Seccato il primo eroe, seccato il secondo eroe, lui concepisce che ha perso e se ne va. Escono un po'. Infatti ha già lasciato la partita. E praticamente tutto l'esercito pieno.